Aula presidiata dalle forze dell'ordine dopo le tensioni dell'ultima volta quando gli animi si erano accesi all'arrivo dei due imputati accusati di concorso morale in omicidio e tentato omicidio, Bad Rouaji agli arresti domiciliari e Tabennani in carcere. In aula erano presenti anche ragazzi accusati di rissa aggravata. C'è stato un patteggiamento per tre dei ragazzi, diciamo, dell'altra parte, che hanno patteggiato 9 mesi per rissa. Due, sempre dell'altra parte, sono stati rinviati a giudizio come Rouaji e Bennani, imputati del reato di omicidio e tentato omicidio. Il processo inizierà l'11 giugno. L'avvocato Crea, difensore di Badr Rouaji, chiederà per il suo assistito l'assoluzione. Io chiederò la soluzione come l'ho chiesta oggi, ho chiesto il non luogo a procedere, come avevo chiesto l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare al Tribunale del riesame. Chiaramente nell'ambito del processo ci sarà un approfondimento di tutti gli elementi che sono stati acquisiti nel corso delle indagini, in particolar modo quelli che sono elementi centrali, che sono i video che sono stati acquisiti. Durante il processo Badr Rouaji racconterà, ci spiega il legale, la sua verità, quella che aveva già in parte detto davanti al Tribunale del riesame il 31 maggio, 27 giorni dopo l'omicidio. Lui aveva subito dichiarato di non essere mai stato in possesso non solo dell'arma, che i fotogrammi che sono circolati sulla stampa attraverso la procura hanno voluto indicare in lui come colui che ha tirato il colpo mortale a Cristea, ma ha detto di non aver mai avuto un coltello. Gli esiti dell'indagine, sia quella indagine in senso stretto, sia quella tecnica, hanno dimostrato che non c'era un secondo coltello. Un omicidio che si era consumato il 4 maggio 2025, poco distante la discoteca La Baita al Lago. I ragazzi avevano già iniziato un litigio all'interno del locale, per questo era stato chiesto loro di uscire. Poi all'esterno della discoteca, quando i due giovani di origine marocchina stavano andando via, si sono scontrati con il gruppo degli altri ragazzi. Una rissa finita nel sangue, a morire Lorenzo Cristea, il ventenne di Trebaseleghe, colpito a morte con un coltello. Altri ragazzi erano rimasti feriti, uno in maniera grave.